Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo... Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. C'è grande scandalo oggi sui giornaloni, nelle pieghe del dibattito, perché Donald Trump ha imposto i dazi, nella fattispecie a Messico, Canada e Cina, annunciandone sullo sfondo altri in arrivo anche all'Unione Europea. Io non so se pensavano che Donald Trump in campagna elettorale scherzasse, facesse delle sparate o parlasse a caso. So che avevano un termometro su cui regolarsi, il primo mandato Trump, nel quale lui ha fatto esattamente quello che aveva annunciato in campagna elettorale, anche in termini di guerra commerciale. Quindi io mi sarei meravigliato del contrario, mi sarei meravigliato se non avesse annunciato questi dazi. Nel merito sono dazi del 25% contro i vicini settentrionali e meridionali, Messico e Canada, e del 10% contro la Cina. L'accusa, sintetizzata nel non virgolettato trampiano, è che questi paesi sono responsabili dell'invasione di migranti e di fentanyl che sta uccidendo migliaia di americani. Cioè si rimprovera Messico e Canada di non gestire i confini, se non soprattutto il Messico di amplificare la tratta di esseri umani, l'immigrazione clandestina verso gli Stati Uniti, e anche di amplificare o non contrastare abbastanza lo smercio clandestino di questa droga sintetica che fa strage nelle metropoli americane, che da anni è diventata sostanzialmente un'arma geopolitica surrettizia con cui la Cina crea un grosso danno all'America, da cui anche i dazi del 10% a Pechino. Cioè si conferma per l'ennesima volta cos'è il dazio nella visione di Trump. È uno strumento di politica e interna e internazionale per portare avanti la sua agenda dell'America First e dell'interesse supremo americano. Poi uno la può contestare a valle, ma non può meravigliarsi a monte, perché è l'essenza del fenomeno Trump. Poi Trump ha, tra l'altro, minacciato l'eventualità di tariffe al 100% nei confronti di paesi BRICS se creeranno una valuta loro, ne sosterranno un'alternativa al dollaro. Qui è lampante la strumentalità del dazio per Trump. Voi volete mettere in discussione l'egemonia monetaria economica americana? Uso il dazio come arma nucleare da un punto di vista economico. È lui stesso che dichiara di fare uno strumento geopolitico, quindi con questo bisogna fare i conti. Poi c'è il messaggio all'Unione Europea: ci ha trattati male, imporrò dazi sicuramente anche a lei. Per il momento non li ha annunciati, quindi questo è il classico schema trampiano della pistola sul tavolo, o se volete stare all'aforisma di Theodore Roosevelt, al nodoso bastone, accompagnato però dal sorriso, come a dire trattiamo, ma siate consci che ci avete trattato male. Cosa vuol dire ci avete trattato male? Che l'Europa specula palesemente su una bilancia commerciale a favore rispetto agli Stati Uniti e al mercato americano, e soprattutto la postilla non detta ma evidente: ci trattate male da tempo sulla NATO.
da tempo non soddisfacete i criteri minimi di spesa per chi sta in un'alleanza e ne sopporta oneri e onori, da tempo fate gravare l'Alleanza Atlantica sulle spalle e sui portafogli del contribuente americano, che mi ha dato il mandato di dirvi che così non va bene, che lui non vuole essere cornuto e mazziato. È una diagnosi realistica difficile da contestare, quella di Trump. Cosa può fare l'Italia? L'Italia in questo momento storico può fare molto. Può fare molto se coglie, come ha dimostrato in queste prime settimane, il cambio di paradigma dello schema Trump. Il fatto che Trump inaugura una stagione di negoziato bilaterale, cioè se ci si incaponisce con l'ottica testardamente unitaria, anacronistica, obsoleta, iperburocratica del Moloch dell'Unione Europea, per intenderci le reazioni che ha avuto von der Leyen, cioè vado in ginocchio dalla Cina e vado avanti col Green Deal, così non vado da nessuna parte. Se invece faccio valere quello che è palese, cioè l'asse preferenziale che in questo momento hanno l'Italia e il governo italiano con l'amministrazione Trump, e tratto come ha mostrato lui, cioè vado sul piano che lui ha indicato, come Italia, come appeal per i mercati americani a partire dal marchio italiano, eccetera, posso giocarmi molto. Questa è la partita, non meravigliamoci, questa è la partita che Trump aveva annunciato, è una partita che può far bene all'Italia, sicuramente meglio dell'intestardimento euroburocratico. Speriamo e crediamo che il nostro governo lo sappia. Grazie a tutti, a lunedì. Tra un manifesto e lo specchio